E allora siamo pronti a vivere le emozioni di questa finalissima Crazy League 2016. Barlala in completo bianco darà il calcio d'inizio contro l'Ops Beer Shop, che innanzitutto ringrazio per aver scelto la maglia rossa e non la maglia bianca, sennò con le casacche era un po' un peccato. Fabio Bencic, arbitro di questa sfida, assistenti Luigi Taglieri qui sotto la tribuna e Vincenzo D'Aleo dalla parte opposta. 25 minuti per tempo, supplementari da 6 minuti ciascuno e calci di rigore, qualora chiaramente dovesse permanere il risultato di parità. Si stacca Vincenzo Romano per ricevere, Castagna contro Scocchi, l'appoggio per Iannuzzi che perde il controllo ma poi serve Beltrame, tocco corto con Gelsi subito addosso, occhio a Bosco che adesso è solo davanti a Rossi, bravissimo. Nell'uscita c'è però Maio, l'appoggio per Gelsi, il destro, Metullio, salvataggio sulla linea di Piero Metullio. 3 minuti, si accende subito questa finalissima, una grande occasione per parte. Sempre Ciave e Bosco in barriera, occhio anche a Castagna, parte Vincenzo Romano, dritto per dritto, non trova il giro con l'esterno, non trova la deviazione di Vercon e non trova l'incrocio, seppur non di molto. 6 minuti, 0-0, bella partita fin qui nonostante questo vento che di estivo non ha proprio un accidente. Allora, nuovo fallo laterale con Metullio, Castagna, sponda di prima intenzione, Vincenzo Romano cerca lo spazio per il mancino, Vincenzo Romano indovina l'angolo alto alla sinistra di Vercon. 15:30 sul cronometro, vantaggio Ops Beer Shop. Solita grande giocata di Vincenzo Romano, troppo spazio per girarsi e se lui ha il pertugio per far passare il pallone spesso e volentieri indovina l'angolo. Adesso Bosco di fisico su Beltrame, cerca compagni, trova l'appoggio a Gelsi, di prima per Maio che vuole girarsi, cerca il sinistro, bordata di Maio che piega le mani ad Alessandro Rossi. Il pareggio del Barlala, poco dopo il 19esimo, missile terra-aria di Maio. 19:30 adesso, tutto da rifare per l'Ops Beer Shop. E Maio, come Vincenzo Romano, giocatore che se lasciato girare e inquadrare lo specchio della porta diventa pericolosissimo. Metullio, su di lui Geroni che prova a sbarrargli la strada, se ne va di slancio Metullio che carica il mancino, Piero Metullio, 2-1 Ops Beer Shop, 2,5 al recupero del primo tempo. Tiro sicuramente non potente ma preso in controtempo Vercon. Torna in vantaggio la squadra di Lucio Pecorari e Alessandro Maio ha qualcosa da dire ai suoi. E adesso vediamo la consistenza della risposta del Barlala a caccia del 2 pari prima dell'intervallo. 2-1 per la squadra in possesso palla, cioè l'Ops Beer Shop. Adesso attenzione a questa traiettoria di testa, miracolo qua di Vercon che rimane impigliato nella rete. Quasi un pam pam tra due palle di biliardo, doppio colpo di testa in 0 secondi in pratica e quasi gol. E arriva adesso il fischio di Fabio Bencic, arbitro di questa finalissima. Termina il primo tempo, Ops Beer Shop 2, Barlala 1, Metullio, Vincenzo Romano e Andrea Maio i marcatori. E allora prestiamoci a vivere la ripresa di questa finalissima Crazy League. È l'Ops Beer Shop a muovere il pallone. 2-1 per la squadra che adesso è in possesso palla contro il Barlala. Vantaggio Vincenzo Romano, pareggio di Andrea Maio e rete di Piero Metullio. Questa è la successione delle reti. 25 minuti più recupero per vedere come finirà, con Ciave che adesso spinge secondo Fabio Bencic. Rimessa laterale ancora Cipolla che ha toccato per Metullio che vuole andarsene, Ciave capisce tutto e riparte. Lungolinea verso Maio, la sua velocità contro Zolia, sinistro che va a bucare la porta di Alessandro Rossi. La doppietta di Andrea Maio, 4 minuti scarsi sul cronometro, 2-2. La velocità supersonica di Andrea Maio che quando può esplodere il suo mancino non si lascia certo pregare.
E ora tutto da rifare per l'Ops Beer Shop. Situazione in perfetta parità. Zolia, Brunetti e Cipolla in barriera. Tocco di Gelsi che inganna anche Del Vecchio. Adesso parte il tocco e il palo clamoroso di Del Vecchio. Per questione di centimetri non indovina il vantaggio del Barlala. 5:30 sul cronometro, fiondata veramente micidiale. Taglia il campo verso Metullio, di prima intenzione per Brunetti, bella la sponda, ancora Piero Metullio, Metullio va a superare il portiere, Piero Metullio! Che gol di Piero Metullio! La doppietta di Piero Metullio, un gol veramente meraviglioso. Bellissima la sponda di Brunetti, ma Metullio poi ha fatto uno slalom speciale, degno di uno sciatore. 7 minuti, vantaggio Ops Beer Shop 3-2. Che golasso di Piero Metullio. Adesso Barlala che si trova sotto. Distanza non è brevissima, ne mette comunque 3 Rossi in barriera. Parte Wolf che salta il pallone, c'è Mandorino, il sinistro, Rossi è ancora buona con Gelsi. Il primo a fiondarsi sul pallone, Denis Gelsi. La grinta nel tap-in è la stessa grinta dell'esultanza. 11° minuto, ancora in parità questa finalissima, 3-3. Davvero come un avvoltoio in area piccola Denis Gelsi sulla palla vagante, il primo ad arrivare. E pensiamo senza queste folate cosa sarebbe voluta essere questa finale che già ci sta regalando grandi giocate da una parte e dall'altra lo stesso. Adesso Wolf, attenzione perché fa bene leva sul corpo dell'avversario, Rossi si oppone, Maio di testa. Il salvataggio di Teo Beltrame, decisivo a impedire il sorpasso del Barlala che adesso ha spazio con Mandorino. Arriva Cipolla a gamba tesa secondo l'arbitro. Gestualità decisamente chiara da parte di Bencic. Gioco pericoloso, allora punizione di seconda. E può ricominciare comunque il Barlala con Del Vecchio che può provarci da lì. Il controbalzo diventa un assist per Maio che accelera. Maio! La tripletta di Andrea Maio. Il vantaggio del Barlala 4-3. Anche un tiro sbagliato può diventare un assist d'oro per un giocatore come Andrea Maio. Tripletta e vantaggio Barlala. La velocità di esecuzione di un giocatore che ancora prima che arrivi la palla tra i suoi piedi sa già cosa farne. 14:30, 4-3 adesso per i bianco-blu del Barlala. Bello il lavoro. Scarica su Zolia, tocco di ritorno, ancora Metullio. Disorienta un paio di avversari, Piero Metullio. Non c'è spazio per il tiro, grande idea dentro per Iannuzzi. Vercon in qualche modo e poi da terra la tiene. Altra grandissima giocata di Piero Metullio. E Vercon va lungo con le mani dopo il sospirone di sollievo. Wolf riesce a girarsi bene nonostante il pressing di Beltrame con tunnel su Cipolla. Va da Mandorino che scambia con Del Vecchio, si chiude l'1-2, ancora Wolf, tocco di ritorno, ancora Del Vecchio, bellissimo gol! Mamma mia che azione ragazzi! Azione da applausi a scena aperta, Del Vecchio, Wolf, Del Vecchio, 5-3 Barlala, gol meraviglioso. Tutto di prima, tutto in velocità, con sponda di tacco, veramente gol memorabile. Quasi 16 minuti di pura rabbia il Barlala. Maio per il poker personale, Rossi per impedirglielo e per farsi giustizia in qualche modo. Parte Maio, la rincorsa, mancino incrociato e break devastante del Barlala. 6-3 la situazione adesso. Intanto fuori Zolia, dentro Jurisevic. Attrazione più che anteriore adesso l'Ops Beer Shop che però ha bisogno di un miracolo. E con un break di 4 reti in rapida sequenza il Barlala da 2-3 si è portato 6-3. Brunetti di tacco adesso per Metullio, attenzione Metullio, palo clamoroso. Quante belle giocate però in questa finale, complimenti ragazzi, veramente. Considerando la difficoltà di giocare con queste folate di vento, veramente. Orizzontale verso Tutone.
Controllo complicato, perde palla su Maio che si lancia in profondità, servito da Wolf. Attenzione Maio, Maio! E sono 5 per lui. 7-3 Barlala, 3,5 più recupero. Insomma, adesso per l'Hopes Beer Shop serve veramente un miracolo. Quasi 22esimo Andrea Maio con 5 reti, assoluto trascinatore. Mandorino vuole lo spazio per il sinistro, forse Gelsi più che Tutone. Poi Tutone perde palla su Wolf, destro incrociato! E c'è gloria anche per Gianluca Wolf. 8ª rete. Passivo che adesso diventa eccessivo, direi, per l'Hopes Beer Shop, che però ha staccato la spina una volta passato in svantaggio. 8-3, preso in controtempo qui Alessandro Rossi sul destro incrociato, beffardo di Gianluca Wolf. 2 spiccioli più recupero. E ora giocano a 2 Metulio Jurisevic che cerca la puntata mancina. Finisce qui. I campioni della Krese League 2016 sono i ragazzi in completo bianco del Barlala, che faticano per almeno metà partita, ma poi trovato il gol del 3-3 innestano una marcia irresistibile per gli avversari. 8-3 il finale, grande protagonista Andrea Maio, autore di ben 5 reti.